E prima di tutto, allora, la cosa che mi compete fare prima di ogni Sì, cosa è salutare. lei, No, ma il pubblico salutare. Ma lei, che c'è le telecamere? salutare la Ma il mia, pubblico così, devi salutare. Ma salutare che c'entra le lei. telecamere? Quella dell'artrosi Quella cervicale. dell'artrosi cervicale. Scusami, no, ragazzi, basta. ma non io posso, veramente non dico scusami. più niente. Basta, fai quello che vuoi. Anica! Anica, La vabbè. picciridda. E poi, ultimo ma non ultimo, che ci toglie dai malanni? Lo zio Gianni. Lo zio Gianni. Senti, ma ormai lui è così con gli occhiali, Sì, abbiamo c'è detto, giusto? perché soffre di... Allora, Miopia? sì, c'ha la tuopia, capito? E deve curarsi. Tu che hai detto? La miopia. È la Sì, tuopia. così, la tuopia non esiste. Se l'hai detto tu che miopia e tuopia, capito? Si deve curare. Mi ha detto che con gli occhiali si sta rendendo conto Che ci vede che non meglio. hai rughe, ma hai zampe di coccodrillo, proprio impressionante. Ma non è vero. Oggi faremo una puntata Dolce e salato, con la cucina vedo. dei resti, sì, Ah, dolce e la salato. cucina Il dei pane resti. raffermo. Il pane raffermo. Lo abbiamo scrostato. Questo, sì, giusto? questo di qua. Questo è un po' pane casareccio, questo è un po' più morbido. Ok. Useremo il pane casareccio per una pizza rustica. Buona. E invece il pane morbido, una torta. Ti mangi una torta al cioccolato Mamma fatta mia, con una quel torta pane. col pane rimasto, E allora, ragazzi. cominciamo Allora, direttamente. Prendiamo una bowl, così, iniziamo dal dolce, quindi? e iniziamo dal dolce. Allora, prendiamo questo pane e lo sbricioliamo così, guarda. Lo sbricioliamo un po'. Grossolanamente, così. Così, così. Poi così, poi così, poi così. Ecco qua. Ecco. E andiamo a mettere qui una bellissimamente Sì. calata. Perché ridi, scusa? No, dico, lo potevi lasciare qua. Mi serviva più grossa, vedi che c'è. Lo mettevi qui direttamente. Allora, scusa. perdonatemi, Cioè, la ragazzi, scuola è senza obbligatoria, senso. ma l'ignoranza è facoltativa, perché è più piccolo, a me serve per Ah, miscelare. certo. Facciamo poi questo così, lo mettiamo, lo prendiamo, lo mettiamo qua. Non raccolgo, guarda. Tanto palluddare cose, direbbe qualcuno. Ma dico, questo è spontanea così. Qui circa 400 grammi, poi vi do le dosi. Questo lo mettiamo qua. Nel frattempo dobbiamo Nel frattempo non ci fare perdiamo fondere d'animo. la cioccolata per l'altra ricetta. Per l'altra ricetta dobbiamo fare fondere. Prendiamo questa che si chiama testa di cuoio. La testa di cuoio, famosissima. Chi non ha una testa di cuoio a casa? Chi non ce l'ha una testa di cuoio a casa? Testa di cuoio, ragazzi, prendete la testa di cuoio, che ce l'avete. Non la testa di cuoio. Accendiamo. Non confondete varie teste. Vabbè. E a bagno di Giulia Sì, andiamo a fondere. il cioccolato. A bagno di Giulia. A bagno Maria si chiama, a bagno mi di piace Giulia. Giulia. La vuoi tagliata la cioccolata? No, Dai, dai un no. pezzetto piccolo, ti giuro, piccolissimo lo prendo. Proprio, sai quando dici lo devo Magari mangiare? giralo il coltello. Guarda, proprio una puntina ne prendo, guarda. Perfetto. Questo proprio buono, ragazzi, Abbiamo buono. messo qua, è il fondente, toglilo. Buonissima. Nel frattempo facciamo fondere questa cioccolata che ci servirà per l'altra ricetta, per questa ricetta, non per l'altra. A questo punto che abbiamo ammollato questo pane, cosa facciamo? Non lo so. Te lo dico io. Prendiamo il frullatore a immersione, lo attacchiamo nell'attaccamento. Lo sai che questo si chiama attaccamento, vero? Certo. Ci arriva, sì, e cominciamo a fare questa. Lo frulliamo. Quindi il pane raffermo con un po' di latte, privato della sua crosta, Assolutamente. un po' di latte frullato. Non vi preoccupate se vi sembra che non viene incorporato tutto il latte, ma se lo prende. Perché Grossolano. No, invece è vero, facciamo questo. Bello, diventa tipo una specie di pappetta. Brava. Esatto. Non so cosa ho, ragazzi. Adesso. Ok, e questo è pronto. Lo vuoi travasare qui, No. dico? Che questa è più piccola. Che schema! Ma è schema veramente. Dai, mettilo qui. A questo punto
Ci occorrono 2 uova. Sì. Questo lo mettiamo qui. Ah, andiamo di planetaria? Nella nostra planetaria. Rompiamo 2 uova. 1 e 2. e 2 così. Andiamo giù e facciamo, gli diamo una girata e aggiungiamo lo zucchero, che è quello di là. Me lo dai? Questo, eccolo qua. Grazie. Vai, poi hai bisogno di questo per caso? Cosa? Vuoi che te lo smonti? No. Cosa? No, per adesso no. No. Per adesso dobbiamo fare diventare uova e zucchero una bella spuma, bella stricromanafrata, capito? Bella gonfia, importante. Esatto. Nel frattempo, che questo sta andando a bagnomaria, dobbiamo fondere questo burro. Anche il burro. Come lo fondiamo? Con la testa di cuoio? No, No. Nel microonde? a microonde. E voilà. Diamo. Ok. Tempo 40 secondi, quello è fatto. E allora, ricapitoliamo. Dai, Abbiamo messo il latte nel pane. senza Poi la crosta. abbiamo messo Le zucchero uova e uova zucchero. e lo stiamo facendo montare perché deve Sì. raggiungere. Nel frattempo, mi dai un cucchiaio? Eccolo. Andiamo a fare sciogliere questa cioccolata fondente a bagno di grazia. Vedi? Bagnomaria si chiama, dai, non fare confondere le nostre. Ma chi l'ha detto che è bagno Telespettatrici. Maria? Siccome l'ha fatto pure Grazia e mi ha telefonato, ci guarda che l'ho fatto pure io, allora dico bagno di grazia. E guarda qui, dobbiamo, vedi, deve raggiungere una consistenza spumosa, Ok, capito? spumosa. Così, deve. Quando la consistenza è diventata Spumosa. più forte, Spumosa. la consistenza è diventata, Spumosa! yeah! La consistenza è diventata, Ma che stai mi hai rotto facendo? il trappo, mi hai rotto. Lo sai che ci stai rompendo i trappi, lo sai? Ragazzi, cioè, vedi, quando poi lui perde di concentrazione succede questo. Allora, E qui si sta fondendo. Bene. questa sta andando. Vedi, guarda com'è gonfiata. La camera dell'artosi riesce a vedere com'è gonfiata, secondo te? Eh sì, Vedi? devo dire. Vedi, guarda che bel composto, vedi? Oh, ora spegniamo. Alziamo, guarda Sì, che bello. mamma che Mi dai il meraviglia, cacao? ti do il cacao, certo. Yes. Eccolo. Mi dai il cacao, c'è anche del lievito. Eccolo qua. Lievito per dolci. E lo mettiamo qua. E queste le togliamo. Ci siamo sporcati Via, le che mani ci siamo di cacao. scordati. Questa come va la cioccolata? Vuoi che controlli? Come? Sì, mescolala così si fonde bene. Deve essere tutta, non la rompere, deve No, che hai andare da messo il sola. cucchiaio qui, adesso Sì, è un sì. po' caldo il cucchiaio. Perché tu hai le mani delicate. E adesso guarda, Si sta nel sciogliendo. frattempo il burro si sarà fuso. Esatto. E guarda che facciamo. Che cosa ha fatto? È pronta? Sì, quasi. Dobbiamo solo toglierla dal fuoco. A questo punto Desi vado a prendere la panna. Vai, ok, adesso Mentre che si è lì sciolta. lavora. Qui sta lavorando con, Sì. abbiamo detto, uova, zucchero, cacao. Adesso metteremo il burro. A filo. giusto? A filo lo metto, vai, posso? vai. A filo. Brava. Così. A filo. Perfetto. Ragazzi, è diventata incredibile, guarda. La gente mi incontra per strada e neanche ci crede quello che è successo qua dentro. Pazzesco. Mi dai un cucchiaio, Desi? A te? Grazie. Nel frattempo cioccolata, metti cosa? La panna questa, Sì, panna liquida. panna Panna liquida. liquida. Panna fresca da montare. Ecco. La Senza mettiamo montata, la qui. mettiamo là. Com'è la panna montata, Desi? Brava, Così, Desi.
incorporiamo la panna in questo cioccolato. Perché questo cioccolato è tedesco? E che ne so? Dai, fondente. Fondente. Cioccolato fondente. Voglio morire. Allora, Ferma la planetaria. Alza la planetaria. e come si alza? Così? Così. Mamma mia ragazzi, ma che bontà. Fammi aggiungere questo composto. Andiamo a mettere Se mi dai gentilmente una marisa. una marisa, questo è il fotovoltaico. Mamma mia ragazzi, guarda, anche a me serve una marisa, guarda, per non leccare il cucchiaio, guarda che faccio. Questa cioccolata fondente che stiamo mettendo dentro Sì? darà alla nostra torta una consistenza morbida. Buona, Questa è una. buonissima. A questo punto dobbiamo cambiare questa. Cambiamo questa. Vado di questa? Vai di questa. Larga la foglia, stretta la via. Dite la vostra, A casa io ho di tua detto la zia. mia. Facciamo dare un altro giro e andiamo a incorporare il cioccolato fondente con la panna Ottimo. che renderà la nostra torta morbida. Più buona. E voilà, guarda, ma senti il profumo, senti il profumo. Buonissimo. Mon amour, me lo Dimmi. versi il composto di pane qui dentro? Ah, quello. Ah, quello. Scusate, Allora, questo lo poso. Il composto Togli- di pane, togli attenzione. questo. Questo si mette qua, posso farcela? Sì. Il composto A di questo pane punto, raffermo il latte. il composto di pane e lo metti raffermo qui. lo mettiamo qua. Brava, tutto mio. Perfetto, attende che sporca il cioccolato. Attende che qui è sporca il cioccolato. Vabbè. E facciamo così. Esatto, fatto questo e lasciamo che l'impasto vada avanti. Lui si incorpora tutto quello che si deve Bene. incorporare, un po' di tempo e via. Adesso andremo a preparare il salato, però prima Consigli per i consigli. Ma che dolce, ragazzi, ma che dolce. bellissimo, No, bellissimo. tu, il dolce. Ah sì, grazie. Guarda che bell'impasto che è venuto fuori. Meraviglioso, devo dire. Allora, Lo cominciamo a impostare Faccio io, subito. faccio io. Aspetta, Pennello? aspetta. Sì, ecco. spennello. Fai una Allora, bella spennellatura. spennello. Uniforme, mi raccomando. I bordi. Aspetta, guarda, faccio tutto Fai i questo. bordi di periferia. Sei un canterino ultimamente, Sofone la Maria. Sei francese? Inglese. Inglese? I can sofone waiter. Qua ci manca. Dai, è tutto Va fatta. bene, va bene. Fai, metti farina. Non si pone waiter. Scusami, giusto? Sì, ma non si fanno male, lo puoi fare forte pure. Brava. Poi tu fai gira i così, bordi, giusto? brava, brava. Cioè, ragazzi, dopo si questa tiene. me ne vado, mi vado a coricare, Posa stanca questa morta. qua. Falla scendere. Ecco, siamo pronti con l'impasto, giusto? Andiamo a mettere l'impasto. Che all'interno. sempre, noi ve lo ricordiamo comunque, ricette, ingredienti, quantità, Le soprattutto troverete tutte procedimento, trovate tutto alla fine o su Sicilia Play. Brava. Ecco, Sicilia Play, brava lei. ecco. Va bene. Sembra un po' cemento, sai? Questa è Ecco. una torta che non alzerà molto, eh? No, rimane così, No, anche se bassina. c'è il lievito non alzerà perché già c'è il pane e noi abbondiamo un pochino così. Vai. Ecco sì. Però vi garantisco che viene morbidissima e buona. Vediamo. E gli facciamo fare Garantisco. a 180 gradi forno statico, Sì? Quanto sta? 35/40. La controlliamo, 35 ricordatevi che minuti. mettiamo lo stecchino, uscirà un po' umido e morbido. Va bene, quindi deve bene. rimanere un po' morbida. Questo lo mettiamo da parte, Ok. giusto? Forniamo e chiudiamo. E questa prima ricetta Ecco. già è in lavorazione. Va bene? Ora passiamo a fare la pizza rustica. La pizza rustica sempre con col il pane raffermo. Questo è il pane raffermo che noi avevamo fatto. Sì. Ora dobbiamo
fare un po' il procedimento di quello dolce. Di quello prima. Ecco, ecco qua. Che stai facendo? Ho preso la bulla. Non ti piaceva questa? No, è per fare dire quello che tu stavi Doveva dicendo. sporcare, ragazzi. Bagniamo capito? con il Tanto latte per... anche questo. Poi lo rimettiamo di nuovo qua. Bagniamo con Cioè, un po' questo, di latte capito? così. Fa parte della... Così ho sporcato un pochino, pazienza. Asciughiamo questa sporcizia che ha fatto Totino. Ecco qua. Ecco. Puliamo. Grazie Desiree che hai pulito perché hai visto che era un poco sporco. Ho visto. Va Ti bene. ringrazio, Allora, quindi sei pane un amore. raffermo, sempre latte. Pane raffermo, latte per il momento. E andiamo un poco, prima a macinare con le mani. Diamo una mollata così. E poi rivai di nuovo di E frullatore. poi andiamo sì, prendiamo quello a immersione. No, è nel cassetto. Ah, ok. Ora che ha preso così, lo sai usare il frullatore a immersione? Sì. Qui c'è la frusta. Ecco Ok. qua. Ok. E vai di Vado? frullatore, vai. Affonda con forza, non avere paura. Non si fa male. Secondo la mia opinione. Ora sì, però ci dobbiamo ancora aggiungere Vai. del Devi aggiungere parmigiano. Ed è qua. parmigiano. Poi Del basilico. Hai finito? devi mettere quello. No, ma non lo devi Lo frullare. devo frullare? questo, no. Allora ho finito, guarda. Attento, stacca. Questo lo tolgo e questo, Questo lo, qui. lo facciamo con la cosa. La cosa. Una. Proprio come lo chiamiamo noi? Non nulla. Oppure un Un profumo, tocchetto, un profumo di- d'aglio. Proprio un profumino così. Ecco. E questa è la nostra base. La finiamo con un cucchiaio. Bene. così. Quindi il pane raffermo, abbiamo messo il parmigiano, abbiamo messo prima il latte per tutto quel procedimento lì. Per bagnarlo. Poi abbiamo messo il parmigiano, il sale, Brava. il basilico. Basta? Brava. E un po' di pepe adesso. E un po' di pepe. E me ce lo metti? Ah, sì. Ecco fatto. Ecco, pronta. E ora ci andiamo a incorporare l'uovo. L'uovo. Un Dov'è? uovo. Qua metto Ci io? incorporiamo un uovo, vai. Ecco qua, un Ecco. uovo. Incorporiamo, bene bene. E questa quindi è la base di questa pizza che faremo, no? Con pane perché raffermo. ma il pane che rimane, che ne No, faccio? ma capito che poi tu vuoi fare la pizza, devi fare l'impasto, I modi sono, quello e o lo puoi quell'altro, fare, no. o lo puoi fare che lo fai seccare e te lo fai grattugiato. Ma chi si mette a grattugiare no. il pane tranne che non hai, capito? Oppure ci fai questo utilizzo, il pane fritto, le fette, tutte queste belle cose qua. Eccoci qua, a questo punto ci andiamo a preparare Cosa? la base di questa pizza. Uno, mi prendi che abbiamo un coltello da taglio. Ah, proprio. il coltello da taglio, ragazzi. Sì, è non è un'altra mica cosa. questo il coltello da taglio. Ecco, Delle fettine di pomodoro. nel frattempo tu gentilmente mi prendi una boule, Questa, tieni qua. va bene questa, brava. La mettiamo qua, poi facciamo quest'altra. Lui mi vuole impegnare in qualche modo. Prendi una boule, cioè ne posso prendere un'altra se vuoi. No, no, Travasiamo il pomodoro. sei stanca. Oggi stanca, sì. stanca, Oggi stanca. molto stanca. La cipolletta, Sì. io preferisco mettere questo lato di qua che non si butta, però questo coltello non è buono, ma è buono questo. Sai come dicono a Milano? Ogni felè è il suo mestiere. Riferite ai coltelli, dico, va. Perché... Anche ogni coltello ha una sua funzione. Avevamo preso quell'aglio, Quello, l'aglio quello che all'aglio. l'olio l'olio all'aglio, mi dai il cucchiaio per favore? Ora tu ci metti il sale e gentilmente mescoli. Sale. E gentilmente mescoli.
ci metti il sale e gentilmente, mescoli. mescolo, va bene. Ci metti il sale e gentilmente mescoli. Nel frattempo io sto affettando una bella mozzarella Sì. e la metto qui. Prendo la teglia dove andremo a mettere il nostro, Quella, la pezza, quella. eccola qua. Olio. Merci beaucoup. Ci siamo, pennello, ci siamo. Ci siamo quasi, eh? Facciamo bene tutto, così, così. Ok. Ecco, Ci bagniamo le mani con un po' di olio. certo. Grazie. Ah, ecco. Così. E prendiamo questo nostro composto e lo andiamo A stendere ad aprire qui. così. Così. Lo facciamo anche fine in modo che possiamo raggiungere anche una croccantezza che non è detto che la raggiunga, tranne che non lo fate stare di più. Se lo volete più croccante alla base, fate dopo la cottura, lo mettete proprio sul piano del forno, Ok. capito? Così. Quindi andiamo a stendere come se fosse proprio una pizza, giusto? Esatto, esattamente. Andiamo a mettere questo di qua, copriamo. Ho bisogno di un altro poco di olio, vedi che mi si impiccica la mano. Certo, Bene vai. così. E alla via così. E il nostro impasto per pizza, Ci diciamo, è siamo pronto. quasi. Ce lo portiamo dove ce n'è di più, lo andiamo a portare dove ce n'è di meno. Perfetto. E adesso questa qui, Sì. e tu mi cominci a mettere la mozzarella. No, prima la Sì. mozzarella. Bella, la stendi così, vedi come faccio io, così brava, brava, brava. Ora da questo lato. Lo sai perché non le mettiamo al centro? Non le devi mettere più verso il lato, devi andare. Perché? Un altro fettino ci vuole, vai più verso, perché quando tagliamo la pizza così, quello che è qui si perde, non a metà, ma a fettine, va bene, ci penso io. Così, Ok. capiamo se ci sono stati voti, qua, qua, qua un altro poco. Quel meraviglioso salame. Quel meraviglioso salame, ragazzi. Vai, Che sulla lo mettiamo mozzarella. sulla mozzarella. Però così. bene, le cose si fanno bene. Bello, così, pressante. Bene, 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 Ok. bene. No, mettiamoci. E ok. E va bene così. Ecco, poi A questo punto, a questo punto tomato, metti il pomodoro. eliminata. 1, 2, 3, 4, 5. Guarda che bello, È molto bello, molto bello. Metti bello. quello lì, ok, perfetto. Aspetta. Ok. Visto, guarda, guarda. Abbiamo fatto. Sì, sì. E ci siamo conservati questo meraviglioso succo che andremo a mettere in questo modo. Ah, lo metti là, questo è tutto il certo. succhetto del pomodoro, quello buonissimo. Lo andiamo a mettere su. E per concludere la mia Che desiree fa? darà una spolverata di parmigiano. Di parmigiano, guarda. Bene, bene, molto, molto coprente, ben uniforme. Va bene la Desi? Grande la Desi. Allora, siamo Ora pronti, pronti giusto? e andiamo in forno. Quanto sta in forno questa? Questo deve stare una ventina di minuti normale, poi dategli un 10 minuti nella base proprio del forno. Ecco, pronta. E andiamo, inforniamo qua, che lì ce l'abbiamo occupato. E inforniamo qui. Prima di una pulita facciamo un bel po' di panna montata che ci serve per la tosta. Ottimo, va bene. Qui c'è la panna, così, mettiamola nella planetaria e giù. E mentre lei si Si monta, monta tutta. noi diamo una pulita e poi partiamo Sistemiamo, all'assaggio. d'accordo.
Siamo pronti, Desi. Siamo pronti, Andiamo dai. al forno, Allora, prendiamo questa. Eccola qua. E facciamo, prendiamo anche l'altra. Eccola qua. Ti ricordi quel pane raffermo? sì, è che diventato una abbiamo- pizza, è Hai visto che è diventato. diventato? E allora, E allora, prendiamo un piatto. E allora, diamo una bella battuta. Aspettate, picciotti. Ecco qui. pronta, ok. Aspetta. Quindi che fa? Il tocco della panna. Ecco qua. Certo, non sono un pasticcere, che la pasticceria è ben altra cosa, però, Va bene, però dai, però ecco. Tipo un po' una Aspetta. caprese questa torta? com'è? Un po' la caprese, la torta caprese? Sì, con il pomodoro, No, c'è mozzarella. una torta che si chiama così, caprese, che ha il cioccolato e bassa. Ecco. Mi sembra meraviglioso, guarda, posso guarda. posarla Sì, questa? Posso? mettiamola qui. Ecco. E questa è una. Poi, invece, Ci laviamo le mani. questa salata che bisogna fare? Solo Questa tagliarla, salata bisogna giusto? solo tagliarla. Prendi Sì. un piatto rettangolare di quello Certo. piccolo, magari. Abbiamo delle palette, lì, qui, lì, sì, Qui. e alla via così. Ecco. Ecco, io credo Mi che sembra che ci possiamo siamo. andare direttamente agli assaggi. Ricette Che meravigliose come con il pane raffermo. Pane raffermo, Io questa è inizierei una dal pizza- salato per poi passare al dolce. Che dici? Ti do un tovagliolo o te la mangi con la forchetta? No, me la mangio così, diciamo, Cosa? faccio dei piccoli tocchetti con le perfetto. mani, no? Perfetto, considera che pane raffermo che avremmo buttato, sarebbe diventato duro, capito? Buona, Buono, vero? buonissima, bravo. Grazie. Io, Come ti è venuta questa ricetta, dico? io magari un pezzettino piccolo piccolo. Non sia mai, Come? non sia mai. Ma chi è che ha detto che non posso assaggiare? Me l'ho detto tante volte. Dimmelo, chi l'ha detto? No, Te lo giuro. ma non me l'aspettavo questa. Devi continuare o possiamo... Cioè, quel pezzettino lo prendiamo, no? E vabbè. Posso toglierlo? Molto buona, bravo. Grazie, perfetto. E ora andiamo all'assaggio del dolce. Allora, Siccome ho visto che hai mangiato parecchia pizza col pane raffermo, buona, buonissima. lasciamo stare l'assaggio Provatela a del casa, dolce. no? Che c'entra? Il dolce No, lo dobbiamo fare. Vabbè. lascia il ricordo, come Esatto. che si dice. Perfetto. E allora, Allora, facciamo così. torta al cioccolato, anche questa, Con il ingrediente pane. principale, non ci crederete, ma è vero, il pane raffermo. Aspetta, Pazzesco. ferma, non si rompe, ferma. Ah no, vabbè, Oh, è terribile, proprio davanti alle cose di si mangiare non rompe. ragiona. Ma che si rompe? Sì. Aspetta, fermati, facciamo le cose carine, che mi piacciono carine. Prego, Madonna. Ah, fai proprio con la forchettina, Prego. vabbè. Avevo portato lo yogurt. Chi è questa? Perché io ci provo a mettermi a dieta. Sì, però poi... Parto bene. E lei, l'ho detto, lei non sa se la dieta la deve fare prima o dopo mangiato. A questo punto, anche se in una posizione diversa, Scioccante, ragazzi, salutiamo. buonissima. Cioè, ti pensi che è pane di casa? Mamma pane mia, raffermo. buonissima. Torta di pane rustica, 500 g di pane raffermo, un bicchiere di latte. Per il condimento
500 g di pomodoro fresco, 100 g di salame Milano, 250 g di mozzarella, un cipollotto, mezzo spicchio d'aglio, origano, olio evo, sale e pepe quanto basta. Torta di pane al cioccolato, 250 g di pane raffermo, 400 g di latte, 2 uova, 120 g di zucchero, 80 g di burro, 70 g di cacao amaro, 100 g di fondente, 50 g di panna fresca, una bustina di lievito per dolci.